Bene, adesso vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Vogliamo leggere in Marco, capitolo 4, dal primo verso fino al verso 20. Capitolo 4. Sì. Marco, Vangelo, Marco, capitolo 4, dal primo verso. Alleluia. Dio benedica la sua parola. Amen. Al nostro cuore. Amen. Amen. Gesù iniziò di nuovo a insegnare presso il mare e una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: udite, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde fra le spine crebbero, la soffocarono e non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra e portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Poi disse: chi ha orecchie da udire, oda. E quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non comprendete questa parabola? E come intenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazioni o persecuzioni a causa della parola, sono subito scandalizzati. E altri sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le preoccupazioni del mondo, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrate in loro, soffocano la parola, così da risultare infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Amen. Amen. Fin qui la parola del Signore. Alleluia. Questa parabola descrive la parola di Dio come un seme che è generosamente seminato in 4 tipi di terreni, e questi terreni rappresentano il cuore umano. La parola di Dio viene seminata nel cuore. La parola di Dio si rivolge al cuore. Dio vuole parlare al cuore. Gloria al Signore. Si sottolinea in questa parabola che cosa? La qualità dell'ascolto e la costanza necessaria a far fruttare questa parola, che poi è il regno di Dio che giunge a noi.
Amen. Amen. Che la parola di Dio è la parola vivente, Amen. giunge dall'alto. Alleluia. Questa parola vivente è Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Come frutta questa parola nel cuore dell'uomo, superando tribolazioni e seduzioni mondane. Il seminatore e il seme. Vediamo il seminatore e il seme. Chi è il seminatore? È Gesù. Amen. Gesù semina. E quando siamo noi ad evangelizzare, è Gesù che sta usando noi affinché la sua parola possa essere seminata. O quando facciamo un'attività di evangelizzazione, no? È sempre Gesù il seminatore. Amen. 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 Lui ci sta usando, Amen. ma è Lui il seme. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il seminatore diffonde la parola in modo generoso, senza discriminazioni. La parola è rivolta a tutti, Amen. ricchi, poveri, bianchi, neri. La parola di Dio è rivolta a tutti. Gloria al Signore. I 3 terreni infruttuosi. Per strada, la strada è un cuore indurito, cioè che ascolta ma non comprende, lasciando che il male sottragga la parola. Il seme può cadere lungo la strada, abbiamo letto, no? Poi viene l'uccello, prende quel seme, se lo porta via. Cioè quando predichi, quando diffondi la parola, quando evangelizzi, e chi ascolta non comprende, perché ha il cuore chiuso, quel seme rimane infruttuoso. Amen. Un suolo sassoso, pieno di pietre, è un cuore superficiale, e chi accoglie con gioia ma privo di radici viene meno alle prime difficoltà. Cioè apparentemente sembra un frutto buono, subito mi cambia la vita, è gioioso, poi ci vuole tempo, e durante il tempo che passa viene meno. Poi c'è il terreno pieno di rovi, no? Ed è il seme quando viene soffocato. Chi ascolta, ma le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza soffocano la fede. E poi c'è il terreno buono. Io voglio dire, Signore, fammi essere il terreno buono. Amen. Amen. Esaminando noi stessi davanti a Dio. Vedete, quando ascoltiamo la parola è come uno specchio, ci fa vedere quello che siamo, e possiamo reagire in 2 modi: nascondendo, facendo finta di niente, oppure ammettendo quello che la parola stessa ci rivela e dire: Signore, abbi pietà di me, perdonami. Allora il terreno può diventare buono. Amen. Vogliamo essere terreno buono, Amen. affinché il seme possa produrre il frutto che Dio ha stabilito. Amen. Perché una cosa certamente possiamo affermare: il seme è buono. Amen. È vero, il seme è buono, Amen. Amen. però la terra deve essere anche buona. Amen? Amen. Altrimenti è come quell'agricoltore sparge il seme che non esce frutto perché ne inventa tutte, no? Mette più acqua, poi si informa: c'è qualcosa che posso mettere fertilizzante, no? Poi scavo, sempre il frutto, perché il terreno non è buono. E voglio fare tutti i lavori che vuoi, e
il seme sarà sempre improduttivo. Gloria al Signore. Qual è il significato spirituale? Il brano ci invita a un esame introspettivo, un esame di coscienza nostra davanti a Dio. E davanti a Dio possiamo chiedere a Lui che ci conosce: Signore, che tipo di terreno sono davanti a te? Che terra sono? Noi siamo sempre solo terreno, siamo terra, vero? Siamo vasi di terra. Nella nostra vita alterna momenti di durezza a momenti di fecondità a volte. Dio ci dia grazia ad avere sempre di più momenti di fecondità e sempre meno momenti di durezza. La parola richiede un ascolto attivo e costante per non renderla inefficace. Amen. Amen. Sono delle cose che non possiamo nascondere, sono quelle. Bisogna dirle e dobbiamo avere il coraggio di predicarle, e chi ascolta deve ascoltare con il giusto timore davanti a Dio. Se Dio ci invita, la parola del Signore, a non trascurare la comune adunanza, ci deve essere un motivo. Perché quelli che non ascoltano assiduamente, il seme che è piantato in loro non darà mai frutto. Resteranno sempre, anno dopo anno, neonati, bambini che non crescono. Amen. Amen. Sì, si è creduto, ma il seme, che fine ha fatto il seme della parola? Bisogna apprezzare e dare il giusto valore a questo seme che è stato messo dentro di noi, perché altre scelte ci portano lontano poi dalla grazia del Signore e dal fare in modo che questo seme non produca l'effetto per cui Cristo ha dato la sua vita in croce per noi. Amen. Dio ci dia grazia. È un qualcosa che nessuno potrà mai comunicarci, o nessun essere umano, nessun predicatore, o fare in modo che noi diventiamo servi graditi a Dio. Siamo noi chiamati a esaminare noi stessi e quello che ascoltiamo, dire: sì, Signore, voglio applicare la mia vita a questo tuo insegnamento. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Non trascuriamo la possibilità che Dio ci dà e la libertà di stare nella sua casa, offrirgli il culto. Amen. Amen. Dobbiamo essere affamati della parola di Dio. Amen. Gloria al Signore, così cresceremo. Alleluia. Perché altrimenti non sentiremo il bisogno, potremmo chiudere anche le comunità, la daremo vinta al diavolo. È brutto sentirsi dire: sai, non posso venire per questo motivo, per quest'altro motivo, tutte cose che se tu ascolti, ma tutti questi motivi, tutte la domenica le concentri. Un'ora di culto. Non sei in grado di lasciare tutto per dare il tuo servizio a Dio e fare in modo che il seme che è stato piantato in te possa crescere. Non c'è modo proprio di liberarsi. Oh Signore, abbi pietà. Gesù ha lasciato la sua gloria, si è fatto uomo. Amen. Amen. E lo ha fatto per amore nostro.
Un momento Gesù aveva bisogno di essere anche lui consolato, perché in quanto uomo sapeva che doveva soffrire, sopportare la croce. E si portò alcuni discepoli a pregare con lui prima di essere arrestato. Vi ricordate questo episodio? Pregate. State qui, pregate, io mi allontano, pregherò il Padre mio, ma voi pregate qui con me. Finì di pregare, li trovò addormentati. Ma non siete stati in grado di pregare neanche un'ora sola con me. Dobbiamo esaminare noi stessi. È bello dire io ho conosciuto il Signore. Amen. È vero? È bello dire agli altri ma io non sono, questo sono evangelico, sono evangelico. Ma lo siamo. La nostra fede è basata su quello che ascoltiamo e realizziamo nella nostra vita, oppure viviamo sempre a modo nostro, diventando religiosi, perché così fanno i religiosi. Dio ci aiuti a non essere religiosi, Amen. ma timorati di Dio, sì. Amen. Avere timore di Dio Sì. vuol dire avere rispetto per Dio. Alleluia. Amen. Vuol dire onorare la parola di Dio Alleluia. in modo sincero e coerente. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Quando Gesù dice io parlo in parabole perché vedano sì, ma non discernano. Udendo odono sì, ma non intendono. Finché non si convertano, i peccati non siano loro perdonati. Cosa vuol dire? È come una ratifica ufficiale di quello che già quella persona è. Ma se c'è il Figlio di Dio, la parola vivente, e non si è creduto a Cristo parola vivente, anche se Gesù non parlava in parabole e parlava in modo schietto, che poi la parabola è anche chiara, no? Sì. Cosa c'è? Sarebbe stato rifiutato in ogni caso. Ma a voi invece vi è rivelato ogni cosa. Voi che mi avete accettato. Parlava ai suoi discepoli che hanno risposto sì alla sua chiamata. Alleluia. Venite dietro a me e io farò di voi dei pescatori di uomini. Hanno lasciato le reti, tutto il loro lavoro e hanno seguito Gesù. Certo che hanno capito. E nonostante questo, la rivelazione del Signore, nonostante questo, dicono al Signore, ma spiegaci la parabola. Com'è duro il cuore dell'uomo. Alleluia. Signore, dammi un cuore più malleabile nelle tue mani. E allora sì, possiamo vedere la gloria di Dio. Amen. Possiamo dire amen, siete d'accordo? Amen. Siamo troppo facili a dare la colpa a Dio. No, Dio vuole operare, Dio vuole fare miracoli. Ma manca il terreno buono. Amen. Amen. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere quello che siamo e chiedere misericordia a Dio. Alleluia. Vado alla conclusione perché credo che il significato sia chiaro, vero? Di quello che abbiamo letto. È un appello. Ancora qui vedo l'amore di Cristo che fa appello all'uomo a diventare un terreno buono, Amen. lavorando sul proprio cuore. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Avete sentito dire questa espressione? Bisogna lavorare su noi stessi. Gli atleti soprattutto, per disciplinandosi, no? Devono lavorare su loro stessi e sull'obiettivo che vogliono raggiungere. Qual è il tuo obiettivo? Il mio è il cielo. Amen.
E il tuo qual è? Il cielo. Gloria a Dio. E il cielo è il nostro obiettivo. Però dobbiamo disciplinare noi stessi. Amen. Amen. Per raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo lavorare su noi stessi, sul proprio cuore, affinché la parola non solo sia ascoltata, ma cambi concretamente la realtà quotidiana della nostra vita, producendo la gioia di appartenere a Cristo. Amen. Amen. Un credente senza gioia di essere credente è un credente infruttuoso. La gioia del Signore è La mia gioia. la nostra gioia, la nostra forza. Amen. Gloria al Signore. Non possiamo vivere il cristianesimo in modo apatico, tirando a campare. No, io voglio realizzare la potenza del Signore. Amen. Voglio realizzare cosa significa essere battezzato nello Spirito Santo. Alleluia. Voglio realizzare cosa significa avere un ministero da parte del Signore. Alleluia. Voglio realizzare cosa vuol dire credere in Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Leggiamo 2 Timoteo capitolo 4, versetti da 7 a 8. Concludo. L'Apostolo Paolo, che per noi credenti è un esempio di fede. Seconda Timoteo capitolo 4, Sì. versetti 7 e 8. Scrive così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Alleluia. Un giorno anche io e tu possiamo dire le stesse parole che ha detto Paolo. Amen. È stata una battaglia. Amen. Lavorare me stesso, il mio cuore, disciplinandomi, combattere con il mio io, il mio orgoglio, contro me stesso, contro le macchinazioni di Satana, contro tutti, ma ho combattuto e ho vinto. Sono arrivato alla fine. Amen. Ho combattuto il buon combattimento. Amen. 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 Alleluia. Ho fatto in modo che quel seme potesse risiedere in un terreno buono. Ho fatto di tutto. Ho rinunciato, ho detto no al peccato, sono scappato davanti alla tentazione, ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, ho combattuto, ho finito la corsa, adesso il cammino terreno è finito, inizio una strada celeste, una strada spirituale. Ho finito la corsa e che tutti possiamo dire ho conservato la fede fino alla fine. Amen. Essere certi del premio. Amen. Amen. Ora mi è riservata la corona, il premio che Dio ha promesso a tutti quelli che lo servono. Amen. A tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. A cosa si riferisce? L'apparizione. A Paolo Gesù è apparso. E nella tua vita è apparso. È apparso nella mia vita. Amen. In un momento così disarmante per me, e mentre l'ha reso, Gesù è apparso nella mia vita. Amen. E così ognuno può dire sì, è apparso nella mia vita. Gloria a Dio. Amen. È apparso nel mio cammino. Alleluia. Mentre camminavo, mentre vivevo, un giorno qualcuno mi ha parlato di Gesù Alleluia. e mi ha detto devi arrenderti a Lui. Alleluia. Ecco, la fedeltà del Signore. A me. Dio ci aiuti.
ad aver cura del seme che Egli ha messo nella nostra vita. Alleluia. Sapete, di questi esempi ne vediamo molti nelle chiese. Qualcuno che viene, è attratto e poi non lo vedi più. Qualcuno che vede, viene, entra, non gli piace, non si sente, non c'è abbastanza festa, musica, non ce n'è, e va in cerca di una chiesa dove ci sia tanta musica e il 99% del tempo cantano. E poi non c'è nessuno che predichi veramente la parola di Dio. Però sono contenti così. Non vogliamo essere terreno buono. Amen. Se c'è la musica o non c'è la musica non mi interessa. A me interessa realizzare la presenza di Gesù. Amen. È Lui che dice: quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono lì, presente. A me. A me interessa che mi predica la parola di Dio, legga dalla parola di Dio. Amen. Amen. Questo mi interessa. Amen. E per mezzo dello Spirito che Lui mi ha dato possa dire: sì, questa è parola di Dio. Quello che ascolto è vero, non si contraddice quello che è lo Spirito della parola. A me questo mi interessa. E voglio dire sempre: Signore, parla al mio cuore. Amen. Parlami. Amen. Mi elenchi i miei difetti? Sì, Signore, falli. Amen. Fallo, Signore, elenca i miei difetti. Amen. E io cercherò, uno per volta, di rimediare. Ma con semplicità e umiltà. Signore, sono qui alla tua presenza. Signore, fai di me un terreno buono. Amen. Amen. Alleluia. Possiamo dare gloria a Dio. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore.